Gli incontri di Anna Schaffer con le anime del purgatorio. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una mistica cattolica bavarese di nome Anna Schaffer, la quale è vissuta tra il 1882 e il 1925. Ella rimase invalida all'età di appena 19 anni in seguito a un incidente sul lavoro, per cui trascorse gli ultimi anni della sua vita sopportando appunto questa condizione di grave invalidità e visse in preghiera in povertà. Nel corso della sua vita ebbe tutta una serie di apparizioni delle anime del purgatorio, da lei minuziosamente descritte. Anna vide le povere anime del purgatorio soffrire spaventosamente, perché comprendono fino in fondo quanto male si sono fatte non amando in pienezza il Signore. La separazione dall'infinito bene per propria colpa è il massimo dei dolori di queste povere anime. Esse soffrono un lacerante fuoco di nostalgia verso l'eterno amore. In purgatorio ci sono anche delle anime dimenticate, perché si pensa che siano già in cielo e nessuno fa più per loro delle preghiere di suffragio. Purtroppo molti credono che il purgatorio sia un semplice passaggio quasi indolore, ma la nostalgia di quel Dio intravisto nell'attimo del giudizio non può non far bruciare. Dio è santissimo e solo se l'anima è santissima può stare davanti a Lui, e poiché Dio è anche giustissimo, ogni debito deve essere pagato fino all'ultimo centesimo, come dice Gesù in una parabola. È importante pregare per queste povere anime che la Chiesa ricorda tutte al Signore in ogni santa messa che viene celebrata. Ebbene, perciò che anche nella nostra preghiera personale ci ricordiamo di loro. Un giorno saranno altri a ricordarsi di noi nelle loro preghiere. Dalle 4 alle 6 di venerdì 19 aprile, Anna Schaffer sognò di trovarsi in una chiesa, inginocchiata davanti all'altare maggiore, in adorazione di Gesù Eucaristia. Ella pregò a lungo. Improvvisamente divenne tutto luminoso e vide quel cuore che ha tanto amato gli uomini, avvolto in uno splendore indicibile. Da esso uscivano dei raggi di fuoco. Continuò a pregare per raccomandare a Gesù molte anime. Ogni volta che pregava per un'anima, sia conosciuta che sconosciuta, usciva dal Sacro Cuore un raggio che raggiungeva proprio quell'anima e che anch'io in quel momento potevo vedere. Nel sogno pregavo dicendo: Gesù mio, misericordia. D'un tratto mi trovai circondata da tante anime. Sembravano tutte abbandonate e mi dicevano: anche per me. Ed erano molte, talmente tante che non riuscivo a vederle tutte, e provai una grande angoscia e continuavo a ripetere: Gesù mio, misericordia. Ogni volta usciva dal tabernacolo un torrente di luce che sembrava illuminare tutta la terra. Poi mi svegliai. Santissimo Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori, abbi pietà di noi. Il 22 luglio del 1918 feci questo sogno riguardante le povere anime.
mi sembrò di andare a trovare una donna molto ammalata. Questa mi disse che dalla sua stanza dovevo attraversare altre 6 camere e poi fermarmi a lungo nella settima. Feci come mi disse, attraversai 6 stanze e quando giunsi alla settima mi trovai davanti ad una porta di vetro attraverso la quale vidi che al di là c'erano molte persone. Mi prese una forte angoscia e pensai: certamente queste sono delle povere anime. Tuttavia, senza esitare, aprii la porta e gridai: mio Gesù, misericordia per tutte voi. E tutte mi ringraziarono con molta riconoscenza. Fra tutte quelle persone, una ragazza molto giovane cominciò a parlare con me. Sul suo capo e sulle sue guance c'era una luminosità viva e chiara, cosa che non notai sulle altre che, al contrario, avevano un aspetto molto sofferente. Questa ragazza piena di luce mi disse che da viva era appartenuta alla nobiltà e che stava ancora espiando i suoi peccati, particolarmente quelli della lingua e della vanità. Era orgogliosa della sua bellezza. Poi prese la mia mano destra e la tenne davanti alla sua bocca per farmi sentire quale calore doveva sopportare per quei peccati. Dai suoi denti usciva un tale calore che nel sonno credetti mi si fossero bruciate anche le ossa della mano. Ebbi paura e per questo continuai a recitare delle giaculatorie. Le chiesi quindi se con preghiere del tipo Gesù mio misericordia potevo portare loro un po' di sollievo. Mi rispose che nel medesimo istante nel quale da parte di un cuore pentito venivano recitate delle giaculatorie per loro, esse provavano un grande conforto e sollievo. Allora pregai a lungo in quel modo e tutte quelle anime si misero a piangere, tranne quella luminosa. Poi questa mi prese per mano, mi condusse alla finestra e disse: vedi, qui fuori c'è il mondo, e il mondo cieco non pensa quanto duramente dovrà essere tutto espiato. Guardando fuori, vidi tanta gente che passava. L'anima tutta luminosa si mise a sedere vicino a un tavolino. Le altre invece non si mossero dal loro posto. Vedendola triste, le chiesi di dirmi se c'era ancora qualcosa che non andava bene per lei. Così avrei pregato con più diligenza. Le dissi anche: se preferisci scrivere, allora scrivi ciò che ti manca, e le porsi un foglio con una matita. Lei cominciò a scrivere. Sulla prima riga c'era scritto: ho bisogno di una messa. Purtroppo non riuscii a leggere il resto e neppure il suo nome. Tutto però era scritto molto bene, con una calligrafia molto bella. Quando le altre videro questo, cominciarono a chiedere di poter fare la stessa cosa, per cui dissi loro: scrivete anche voi tutto ciò che vi manca, e diedi loro foglio e matita. Purtroppo non potei leggere nulla di quanto avevano scritto perché i fogli erano tutti grigi. Mentre queste povere anime scrivevano un sacco di cose, io continuavo a recitare giaculatorie per loro e dissi: per ognuna di voi che siete qui offro una santa comunione. E nel medesimo istante cominciarono a ringraziare e a piangere. Poi dissero che la santa comunione, la santa messa e il prezioso sangue di Gesù erano per loro di infinito conforto e sollievo. Allora nel sonno pensai che ero rimasta in quel luogo abbastanza a lungo
e che era ora di andarmene. Mentre mi guardavo intorno, vidi seduto in un angolo un ragazzo di circa 18 anni. Teneva in mano un rosario e piangeva amaramente. Andai da lui e gli dissi: «Non mi dimenticherò di te e farò anche per te tutto ciò che farò per le altre». Ne fu molto contento e mi ringraziò. Poi l'anima tutta luminosa mi prese per mano e mi disse: «Ora sono le 12». Ed io ripetei: «Il Signore Gesù abbia misericordia per tutte voi, non vi dimenticherò». E quindi me ne andai, però non erano le 12, ma le 5 del mattino. Mio Gesù, misericordia per tutte le povere anime del purgatorio. Il 21 ottobre 1918 sognai un ragazzo di 12 anni, morto poco tempo prima. Pur così giovane, si trovava anche lui in purgatorio. Mi disse che stava soffrendo moltissimo la sete e mi chiese di pregare per lui perché aveva un caldo tremendo. Il 12 gennaio 1919 sognai che una ragazza tra i 14 e i 16 anni veniva nella mia stanza. Quando mi prese la mano per salutarmi, la sentii completamente gelida e quindi le chiesi: «Sei così fredda perché sei uno spirito?» Ed ella mi rispose: «Sì, ed è per questo che sono venuta da te, per dirti: prega per me». Nessuno lo fa da molto tempo perché tutti mi credono ormai nella visione beatifica di Dio, mentre invece io sto ancora soffrendo in purgatorio. Allora le chiesi di dove fosse ed ella mi rispose che era di Oderberdolling. Le consigliai quindi di ritornare dai suoi parenti. Può darsi che anche loro riprendano a pregare per te. Quella povera ragazza andò, come le aveva detto dai suoi congiunti, ma passata un'ora bussò nuovamente alla mia porta e mi disse piangendo: «I miei parenti non hanno pregato per me». E continuò: «Quando morii ebbi come potente avvocata la Santissima Vergine, ma anche la patrona di cui ho portato il nome e un'altra santa vennero in mio aiuto. Mi disse anche il nome di queste sue 2 protettrici, ma una volta svegliata non riuscii più a ricordarli. Le risposi: «Stai tranquilla, pregherò molto per te». Ed ella aggiunse: «La mia patrona mi aveva già predetto tutto questo. Grazie a lei, infatti, so anticipatamente i conforti che riceverò». Il 1° marzo 1919 sognai per 3 volte il purgatorio e ogni volta tra quelle anime riconobbi dei conoscenti. Sabato 29 novembre 1919 sognai di essere in purgatorio e vidi le anime soffrire in maniera indicibile. Non è proprio possibile descrivere tutta la sofferenza di queste povere anime. Vidi fra loro anche dei conoscenti, morti già da parecchi anni, che soffrivano moltissimo. Il 25 luglio 1920 sognai di una donna che avevo conosciuto e che era morta già da molti anni. Era ancora in purgatorio e mostrava di soffrire in maniera indicibile. Vedendola così le dissi: «Per quanto io abbia sofferto moltissimo fino ad ora, il mio patire non è niente in confronto al tuo». E come fresca rugiada, quella donna mi raccomandò tanto: «Prega per me».